Io sono contento, avrei voluto farlo anche prima per conto mio, comunque va bene. Ma lei andrà a fare la comunione, Certo. anche se magari il parroco è con i guanti, deve igienizzare le mani. Vabbè, vado sì, se devo andare alla comunione vado a fare la comunione. Beh, era ora, era giusto che fosse così, quindi se adesso hanno deciso che si può, io mi rimetto assolutamente al gruppo della sanità. Finalmente si può ritornare a celebrare la messa. Io ne ho sentito la mancanza, sinceramente. Ho sentito veramente la mancanza. Un ritorno alle celebrazioni con i fedeli e all'Eucaristia atteso dalla gente. L'accordo CEI-governo che riporta dal 18 maggio i fedeli sui banchi delle chiese ha strappato un protocollo con qualche concessione. Per esempio non occorrerà sanificare la casa del Signore, ma sarà sufficiente un'accurata igienizzazione. Non sarà necessario misurare la febbre con i termoscanner, ma gli ingressi saranno contingentati in base alla capacità della chiesa e i parroci con guanti e mascherina per la comunione. Da sciogliere ancora alcuni nodi come le modalità di distribuzione dell'Eucarestia e poi che fare con i guanti che hanno toccato quella che per i fedeli è il corpo di Cristo? Ci sono ancora una decina di giorni per la prima messa feriale e 15 per la prima festiva, tempo per trovare le soluzioni adatte non solo pratiche ma anche spirituali. Mi affido molto al Signore, quindi no, non ho timore, mi sono sempre affidato a Lui.